pace e bene. Un saluto a voi tutti presenti e a quanti da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione. Affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la Santa Messa con il canto che troviamo al numero 23 del libretto dei canti. Cantiamo te, Signore della vita, il nome tuo è grande sulla terra, tutto parla di te e canta la tua gloria. Grande tu sei e compi meraviglie, tu sei Dio. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, venuto sulla terra, fatto uomo per noi, nel grembo di Maria, dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi. Cantiamo te, amore senza fine, tu che sei Dio, lo Spirito del Padre vivi dentro di noi e guida i nostri passi, accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Indureci la tua salvezza. Dio onnipotente e buono abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, autore della nostra libertà e della nostra salvezza, esaudisci le preghiere di chi ti invoca e fa che i redenti dal sangue del tuo Figlio vivano per te e godano della beatitudine eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte,
chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo 2: Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
Nei toni vibranti della predicazione dell'Apostolo Paolo ad Antiochia di Pisidia c'è l'eco di quella di Pietro a Gerusalemme subito dopo la risurrezione del Signore, che abbiamo sentito varie volte in questo tempo di Pasqua. Sono le stesse parole, la stessa testimonianza e la stessa fede e lo stesso cherigma che diventa annuncio di salvezza, non si inventano nulla di nuovo. E il contenuto è questo, l'abbiamo sentito: Gesù rifiutato, condannato, messo a morte sulla croce ed è posto nel sepolcro, ma che Dio ha risuscitato dai morti. E i testimoni di questo evento sono i discepoli, sono gli apostoli. Ecco, fratelli e sorelle, la buona notizia consiste in questa realtà, in questo evento pasquale che ogni anno celebriamo e al quale ci prepariamo, che dovrebbe essere un po' quello che nutre la nostra spiritualità e il nostro rapporto con Cristo. E questo annuncio che gli apostoli hanno testimoniato con la vita, spesso fino alla morte, consiste che la promessa fatta ai padri si è realizzata, che Dio l'ha compiuta per noi. Un annuncio che è arrivato fino a noi, insieme con le altre parole del Signore Gesù. Abbiamo sentito stamattina le parole di Gesù che ci riguardano, che ci accompagnano nel nostro pellegrinaggio terreno. Gesù che ci dice, che continua a dirci: non sia turbato il vostro cuore, vado a prepararvi un posto, perché nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Verrò di nuovo e vi prenderò con me. Sono parole di luce per il nostro cammino che danno sicurezza e conforto. Non siamo viandanti smarriti, vaganti per deserti o foreste. Certamente siamo assetati di vita, certamente siamo mendicanti d'amore, ma illuminati perché ci è stata rivelata la via e mai lasciati soli, qualsiasi cosa ci accada. Gesù è allo stesso tempo la strada e il viandante, che si affianca a noi viandanti e pellegrini. Gesù è la via, la verità, la vita. Gesù è questa figura unica e nuova. La via alla verità e alla vita può essere trovata solo in Lui. Quanto è importante che noi nella nostra esperienza di ogni giorno, nelle nostre scelte, teniamo presente questa luce, questa grazia, questo amore che il Padre ci ha donato. Il cero pasquale che in questo tempo è acceso accanto all'ambone dove viene proclamata la parola ci dice proprio questo: Gesù è con noi, Gesù è qui, Gesù non ci lascia, è Lui la via, percorrendo la quale non possiamo smarrirci. E dove ci porta questa via? All'abbraccio definitivo con il Padre. Accettare la comunione con Lui nella fede è già un raggiungere il Padre. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. È quel sogno di Dio, è quel sogno di Gesù, il motivo, vorrei dire, per cui Gesù si è incarnato: condurre tutta l'umanità all'abbraccio definitivo con il Padre. Un abbraccio che possiamo già sperimentare nel nostro pellegrinaggio terreno. Ci sono le fatiche, ci sono le incongruenze, ci sono i peccati, possono esserci momenti in cui il Signore si nasconde, ma la certezza della via, la certezza del nostro percorso è proprio questo: abbracciare Cristo Signore. E siamo sicuri che la nostra strada
si completerà, andrà a compimento nel momento in cui saremo con Dio e Dio sarà tutto in tutti. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nel secolo. L'acqua interviene sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nel secolo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, amore e gloria del suo nome, e per il nostro Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la terra Sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel Nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore.
Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita col tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo. In particolare, tra loro, ricordati di Bruno. Ricordati anche di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna e in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Leopoldo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio,
loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Canto di comunione al numero 85. Come unico pane, anche noi qui formiamo un solo corpo, perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo. È questa la vita per noi, è questa la gioia, il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa per un'unica fede. Noi crediamo a questa santa cena e cantiamo all'amore di un Dio fattosi carne. È questa la vita per noi, è
questa la gioia, il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per la malattia del tumore fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì. È il grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Sia lodato Gesù Cristo.